Enrico Letta si è dimesso da Presidente del Consiglio. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha avviato le consultazioni. Matteo Renzi si appresta al ruolo di Premier incaricato e la crisi di governo scuote anche la Marca. Fra le più immediate conseguenze della caduta dell'esecutivo c'è infatti l'annullamento del vertice sul caso Electrolux, fissato per lunedì pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico. Un incontro cruciale per il prosieguo della vertenza. Per il 17 febbraio la multinazionale si era infatti impegnata a presentare, oltre al piano industriale mirato a salvare lo stabilimento pordenonese di Porcia, anche un nuovo progetto destinato a ridurre i tagli per la fabbrica trevigiana di Susegana. Ma arrivati al venerdì più nero per Palazzo Chigi la situazione è precipitata. Già in mattinata era circolata l'indiscrezione secondo cui Roma avrebbe rispedito indietro la palla. Già gira notizia che è stata annullata la riunione del lunedì. Dico che 1600 lavoratori non possono aspettare la crisi di governo e l'operatività deve essere garantita e io spero che si faccia veloce. Poi nel pomeriggio lo staff del ministro Flavio Zanonato ha ufficializzato la cancellazione dell'incontro, stante un interrogativo non di poco conto. Chi avrebbe potuto parteciparvi in queste precarie condizioni istituzionali? Quasi sicuramente coincide o con la fase preparatoria o con la fase addirittura di voto alle Camere del nuovo governo, come tutti ci auguriamo che avvenga rapidamente. Ma i lavoratori non ci stanno. In una nota congiunta i delegati di FIM, FIOM e UILM stigmatizzano l'inaffidabilità del nostro Paese per le rilevanti questioni industriali e chiedono che il confronto possa comunque tenersi fra aziende e sindacati. In assenza di una formale retromarcia da parte del colosso svedese, i rappresentanti sindacali si dicono pronti a radicalizzare la protesta fuori dai cancelli.